Dimore storiche del Polesine che diventano casa anche per il teatro, una rassegna che sta diventando una tradizione. Ecco, come mai riproporre dunque questi appuntamenti? Riproponiamo questi appuntamenti perché la formula diciamo che è molto molto piaciuta, perché andare in queste case private, vedere com'era, come si viveva diciamo una volta e poi in più avere anche queste rappresentazioni teatrali che sono tutte compagnie amatoriali della provincia sono proprio il connubio giusto per la promozione del nostro territorio. Noi lavoriamo a questa rassegna in provincia anno per anno perché non è facile trovare appunto delle case che siano disponibili ad accoglierci, beh, quello sarebbe anche il meno, però ecco che siano ancora, che possano ancora accogliere degli ospiti. Quindi ecco, stiamo già lavorando per l'edizione dell'anno prossimo. Ricordo che grazie alla Fondazione Cariparo che noi riusciamo a fare questa rassegna, siamo partiti un po' in ritardo quest'anno, ma c'erano anche le elezioni provinciali, però nel frattempo stavamo già programmando tutta la rassegna e quindi ecco siamo veramente molto felici di proporre anche quest'anno 4 nuove ambientazioni, 4 comuni e copriamo praticamente quasi tutta la provincia di Rovigo. Teatro per casa, una rassegna che torna anche quest'anno. Quali gli appuntamenti? E dunque gli appuntamenti sono 4 come da tradizione, questa è la quinta edizione della rassegna e sono il 27 ottobre, il 3 novembre, il 10 novembre e il 17 novembre. I luoghi sono sparsi nella provincia, si va da Palazzo Bentivoglio a Castelmassa, alla Corte San Genesio di Stienta, all'antico Teatro Cinema Veronica di Santa Maria in Punta e poi a Villa Patella a Villa Dose. E saranno coinvolte 4 compagnie, di cui 3 della provincia di Rovigo e una della provincia di Padova, e sono rispettivamente in ordine di presentazione, diciamo. La prima è la compagnia Il Mosaico di Rovigo, che farà Il mistero della fanciulla di pietra di Marco Pilone. Poi ci sarà la compagnia Sottosopra di Bagnoli di Sopra di Padova, La putta ammalata, liberamente tratto dalla Finta ammalata di Carlo Goldoni. Poi il 10 novembre a Santa Maria in Punta ci sarà la compagnia Il Cic e il Canfin di Baricetta con El Refolo di Amalia Rosselli e si concluderà il 17 novembre a Villa Dose la compagnia Teatro Insieme di Rovigo, che presenterà Un tempo in villa a cura della compagnia, scritta e portata in scena dalla compagnia stessa. Questa conferenza è anche un passaggio di consegne. Roberta Benedetto ha appena finito il suo mandato, ora tocca a te, Maurizio Noce, ad essere presidente Fita Rovigo. Ecco, qual è un po' l'obiettivo, gli obiettivi che ti poni in questi anni? Beh sì, è una cosa molto recente per cui mi appoggerò moltissimo al precedente consiglio, tanto che questa rassegna era già stata organizzata, io me la sono trovata già preparata nelle mani e comunque io nei 4 anni del mandato che ci sarà confido di cercare di perseguire gli stessi obiettivi e di seguire la linea che hanno seguito, la loro capacità di organizzare eventi straordinari non va assolutamente persa e quindi l'obiettivo primario è quello di fare almeno quanto hanno fatto loro, cercando magari qualche nuova idea, sempre con l'aiuto di tutti quanti i presidenti delle varie compagnie, le compagnie del territorio. Cambio nella provincia di Rovigo, ma anche a livello regionale. Emilio Zenato, nuovo presidente Fita Veneto. Ecco, cosa ti auguri per questo mandato che hai ottenuto recentemente? Beh, tutto il bene che si può fare per la federazione, intanto siamo felici di sostenere anche quest'anno questa iniziativa portata avanti dal Comitato di Rovigo e anche dalla provincia, quindi tutte queste iniziative avranno sempre il sostegno del Comitato regionale.